La Regione Sardegna ha ottenuto una nuova vittoria sullo Stato davanti alla Corte Costituzionale che ha dato ragione alla giunta di centro-sinistra guidata dal presidente Francesco Pigliaru in materia di riserve erariali, vale a dire le imposte che lo Stato acquisisce dai contribuenti ma non gira alla Regione come IVA e IRPEF. La consulta dopo la sentenza di gennaio sugli accantonamenti ha dato ragione alla Regione, sottolineando che il governo ha commesso un errore nel trattenere le risorse recuperate dalla sovrattassa sui veicoli particolarmente inquinanti. La decisione era stata presa dal governo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi e firmata dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che con un decreto trattenne a Roma le imposte del 2016 e del 2017 per un importo di 3 milioni all'anno per un totale di 6 milioni, somma che secondo la Regione salirebbe a 21 milioni di euro considerando anche gli anni successivi a quelli oggetto del ricorso. L'assessore al bilancio e alla programmazione Raffaele Paci, che aveva promosso il ricorso davanti alla consulta, sottolinea con soddisfazione che le sentenze in materia di accantonamenti e di riserve erariali premiano la linea di condotta della Giunta regionale in materia finanziaria e fiscale nei rapporti col governo nazionale. Rimane aperta la questione degli accantonamenti. La trattativa in base alla normativa nazionale deve concludersi entro il 15 marzo. Il presidente della regione Francesco Pigliaru ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli una proroga della scadenza in considerazione del fatto che il 24 febbraio in Sardegna ci sono state le elezioni e c'è da costituire un nuovo esecutivo che si occuperà della vicenda dei rapporti finanziari con Roma.